Amici, benvenuti in questa nuova serata, ennesimo evento. Oggi mi sono portato la giacchettina perché siamo lontano, in montagna, siamo ad Aglientu, un paesino che io non conoscevo e adesso andremo a visitarlo perché, guardate alle mie spalle, c'è un importante concorso canoro. Adesso sigla e vi parliamo di questa cosa anche perché ci saranno delle sorprese, come sempre. Buonasera, buonasera Aglientu, fantastico comune. Allora, grazie a voi di essere qui e grazie soprattutto all'amministrazione comunale e all'associazione turistica Proloco di Aglientu. Iniziamo la nostra serata del Festival della Sardegna 2011. Buon divertimento! Non come te che invece hai cancellato in un momento tutto quanto ed è rimasto dentro te soltanto il peggio per uno sbaglio di un momento in cui mi sono sentita sola, senza coraggio, ma la notte so che pensi a me, amore. Adesso vi voglio presentare Salvatore Azzena, che sono felice di aver seguito fino qui, fino ad Aglientu, perché l'abbiamo fatto anche noi qualche anno fa. Mi fa sempre un po' specie vedere tanti talenti fuori, sai, negli spettacoli nazionali, nelle televisioni importanti, e quasi mai vediamo i sardi, adesso forse negli ultimi anni. Quindi sono veramente felice che tu organizzi questo per loro, per riuscire a metterli in luce, per esprimere le loro potenzialità. Sì, per fortuna esistono questi canali e sono contento che posso dare questa vetrina a loro, soprattutto nelle piazze come faremo questa sera proprio qua ad Aglientu. Quindi... Di colpo non si può dimenticare niente di così profondo e intenso, o almeno penso. Grazie ad Anna Cozzolino. 6 ottimi cantanti, non mi metto nei panni della giuria, e altre bellissime ragazze, insomma, per l'aggiudicazione di queste 3 fasce che abbiamo stasera, in attesa naturalmente poi della finale dell'11 settembre a Santa Teresa, che sarà un altro spettacolo. E se fosse un'illusione tutta questa benedetta passione che per un istante mi ha portato via. Che ti avessi un saluto da Giappio, ragazzi, ciao! Grande giornata, grande Sardegna, sono contento, sono andato in vacanza qui, bellissimo mare in Sardegna, però l'unica cosa, mi sono sdraiato sulla battigia, sulla spiaggia, dopo 5 minuti mi sono risvegliato, circondato da animalisti che mi gettavano secchi d'acqua addosso, urlavano non morire, non morire. Dammi gli occhi, qualche cosa hai fatto stasera. Al telefono chi è? Non è sfiducia, ma dammi gli occhi, qualche cosa farei domani. Baciami e poi dimmi di chi sei. Gelosia è come la pazzia, vive di fantasia, non ti fa più dormire. Gelosia è come una bugia, cresce come un'idea, non ti fa più dormire. Le Coca-Cola era metà per una metà era le mie e l'altra metà era le tue, poche le bevute tutte. Un cordiale saluto da Bruno Pizzola, siete collegati con questo bellissimo paesino. Noi adesso abbiamo una mail, riguarda il capitano della Roma Totti, ha avuto un incidente domestico, è andata a fuoco la sua biblioteca personale. Entrambi i libri sono andati distrutti. Totti, disperata, non aveva ancora finito di colorare il primo. Voglio adesso farvi conoscere i cantanti. A me incuriosisce molto lui. Ce l'ha un non so che di Renato Zero? Io? Sì. Molto stiloso, insomma, molto elegante. Quanti anni hai? 17. 17 anni, è già la padronanza del palco. Dove hai imparato a fare il palco? A casa? Ma veramente? In salotto, così. Poi c'era De André che mi incuriosiva, questa voce, scusami se ti passo davanti, questa voce tenebrosa, già a quanti anni? 18, anch'io. Anche tu vuoi fare qualcosa nel mondo dello spettacolo? A me piacerebbe fare l'artista per vivere. La maldicenza insiste, batte la lingua,
sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna, di sicuro, perché hai il cuore troppo troppo vicino al buco del culo. Se dovessi vincere? Non lo so, sinceramente. Se dovessi vincere, a quanto ho sentito, poi non so se sia vero, ci sono i turni nazionali. Ottima scusa per continuare a cantare, no? I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. E la serata è andata avanti così, con le esibizioni dei giovani in gara che hanno dimostrato di avere grande talento e padronanza del palco. 6 stili diversi, 6 diversi modi di interpretare la canzone italiana, 6 giovani promessi. Una fresca serata di mezz'estate con la imponente struttura del festival che a tratti illuminava la adiacente chiesa del paese, in cui il pubblico ha potuto godere di una serata di musica e cabaret, ma soprattutto ha potuto conoscere i 2 ragazzi che potranno avere accesso all'importante finale dell'11 settembre, i 2 vincitori di questa tappa di Aliento. I migliori anni della nostra vita. Il primo concorrente che passa alla semifinale è Irene Calvia. Chiara Carzedda. Non poteva mancare l'intervista al simpatico anche Quinto Zisi, presidente della Proloco. Alla fine questo tipo di concorsi non servono solo per i giovani, per valorizzare le loro potenzialità, eccetera, ma alla fine anche i comuni, perché comunque c'era gente, si sono divertiti, hanno visto Aliento. Beh, certo. Il Maurizio Costanzo era meraviglioso. Buono, Quinto è bravo. Quinto dovrebbe chiamarsi primo, non Quinto. Bene, grazie, buonasera, benvenuti amici di Aliento, grazie, applauso, tu ci può applaudire, non è vietato. Buonasera, come va? Generale, va bene, gli famo, sì? Come va la próstata? La famo, sì? Ce la puoi fare una telecronaca con la voce di Bruno Pizzul che è identica di questa festa di Aliento, vai. Un cordiale saluto da Bruno Pizzo, siete collegati con Aliento, bellissima festa. Perché lui è originario della Sardegna. Eia, se de Morgongiori, mamma mia, ho salutato tutti su Imraga Gioresu, siamo felici di essere noi, te punao, via Sardegna. Cioè, abbiamo rubato la scena però a Quinto Zisi. Appunto, ma abbiamo fatto del live proprio dal vivo, è stata una cosa straordinaria, complimenti Valentino. Grazie, un bacio Quinto. Non in bocca! Non in bocca, Quinto! Vedi che qua alla fine si crea socialità, insomma qualcosa ci esce. Ciao, grazie a tutti. Ciao a tutti. E come se non bastasse, lo spettacolo musicale e la presenza del cabarettista Roberto Valentino si è svolta durante la serata una delle selezioni del concorso di bellezza Miss Azzurro Mare. Una serata strana per gli abitanti di Aliento, che il pomeriggio vedevano passeggiare per il paese le 15 bellissime candidate Miss che aspettavano l'inizio dello spettacolo. Non male, eh? I nostri giudici debbono votare, dovranno eleggere la più bella della serata e quindi Miss Aliento 2011 ed invitiamo qui sul palco le nostre Miss. La serata di selezione prevedeva le 3 canoniche passerelle rispettivamente con il costume da bagno, con l'abbigliamento casual e quella finale con il vestito da sera. Decisione decisamente difficile da parte della giuria, che ha dovuto scegliere solo 3 delle ragazze in gara, le quali avranno accesso di diritto alla finale regionale di Santa Teresa, in cui si deciderà quali saranno le sarde che andranno a rappresentare la nostra bellezza oltremare. Tutto sommato però riteniamo che la giuria abbia avuto buon gusto e abbia scelto bene. Poi giudicate voi.